Sono più di 4.000 le ville storiche nella regione Veneto. Noi oggi vi parliamo di Villa Godi Malinverni. Siamo a Lugo, in provincia di Vicenza, e siamo qui con il padrone di casa. Diamo il benvenuto a Cristian Malinverni. Allora ci racconta un po' questa villa, sappiamo palladiana ovviamente, un po' di storia. Sì, siamo a Lugo di Vicenza, questa è Villa Godi Malinverno, è la prima opera di Andrea Palladio. Siamo nel 1540, ovviamente una delle più famose. Andrea Palladio è in assoluto l'architetto più famoso al mondo. Ahimè, purtroppo a volte in Italia questo non lo consideriamo. Io ricordo sempre che il 2013 è stato l'anno di Andrea Palladio per il Senato americano, quindi è un must in assoluto nel mondo. Giustamente le ville venete sono tantissime, è un patrimonio immenso che la regione Veneto e anche la regione Friuli custodisce, e speriamo parta con un progetto turistico che vale il valore reale che abbiamo. Questa villa è visitabile in particolare tutti i giorni, se non sbaglio. Sì, noi abbiamo deciso di fare uno sforzo molto importante, partendo dal presupposto che io ho sempre viaggiato tanto e quindi quando andavo nei paesi lontani e bussavo per vedere i musei ed erano chiusi, sapevo che non ci tornavo più. Ho fatto lo stesso ragionamento. Quando un turista giapponese viene qua, so che difficilmente ritornerà a Lugo di Vicenza e quindi è giusto dargli ospitalità. Quindi siamo aperti 365 giorni l'anno, Natale, Pasqua e Ferragosto compreso. Ed è un valore secondo me molto importante. Dobbiamo interpretare che il turismo è anche questo. Dentro ho visto che ci sono degli affreschi bellissimi e anche perfettamente conservati. Grandissima fortuna, gli affreschi sono tutti originali del 1550, dei tre grandi autori, Zelotti, Padovano e Battista del Moro. Sicuramente i miei predecessori hanno custodito molto bene questa dimora, tant'è vero che gli affreschi sono, ripeto, originali senza mai avuto restauro. Splendido anche il parco. 6 chilometri, splendido e faticoso, diciamo ai miei ragazzi che lavorano Quanti 24. giardinieri ha? Sono 5 giardinieri fissi che lavorano sia per i giardini che per il parco. Complessivamente la struttura ha più di 30 collaboratori e anche questo è un piccolo segno che l'Italia deve investire, il Veneto in primis, in questo settore che è il turismo, ma veramente però, non solo a parole. Insomma, questa è una piccola azienda, È una, anzi, media azienda. una piccola media azienda, sicuramente sì, e siamo in crescita, questo è molto importante, quindi stiamo sviluppando altri progetti in modo da crescere sempre di più. Facciamo un po' di polemica. Lei paga l'IMU su questa villa? Purtroppo sì, fino al 2011, l'avvento del governo Monti, avevamo una piccola ICI. Purtroppo l'arrivo di quel primo ministro ci ha completamente rovinato a noi Ville Venete e un po' tutte le dimore storiche, applicando questa IMU anche a noi, ragionando come fossero beni di lusso, cosa che non lo sono, perché sono dei beni turistici a scopo, passatemi il termine, anche commerciale economico, diciamolo, perché di cultura si vive. Io ho questa idea, io e come tutti i proprietari, e quindi l'IMU siamo arrivati a livelli incalcolabili, il 1000% in più. Ed è stato un delitto, sono tutte risorse, denari che vengono drenate al restauro e all'opera di pubblicità di queste dimore. È stata una follia che continua a essere una follia. Grazie per questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Cristian Malinverni. Venite a Lugo, in provincia di Vicenza, per visitare queste perle davvero di cultura, di architettura del nostro territorio. Grazie ancora e ridiamo la linea allo studio. Ok, grazie. A posto. Per caso